L'integrazione è la partita più bella, è il tema voluto per l'iniziativa organizzata dal CPA8 di Frosinone, sede di Sora, presso lo stadio Panico e che ha visto sfidarsi in una partita amichevole i ragazzi del Marafrica verso i ragazzi dell'Istituto Baronio di Sora. Il Marafrica è una squadra di calcio di cui fanno parte giovani stranieri appartenenti a diversi centri di accoglienza del territorio e che nella stagione 2017-2018 hanno partecipato fuori classifica al campionato di terza categoria Girone A Frosinone. L'idea di questa partita mi è venuta proprio vedendo un video dell'ITR dove c'era appunto questa squadra Marafrica, dove ho riconosciuto alcuni miei alunni che stavano frequentando il corso di scuola media, per cui mi è balenata l'idea insomma di fare questa partita, di organizzare questa partita contro la squadra del Baronio, che è stata la vincitrice di un triangolare di alcuni istituti sorani, e quindi diciamo ho proposto questa mia idea alla nostra preside Mariella Incoronato, la quale l'ha accolta con molto entusiasmo e ci ha supportato tanto. Diciamo, questa partita dal titolo L'integrazione, la partita più bella, è stata diciamo coadiuvata dal presidente appunto Marafrica Armando Iafrate e in questa occasione devo ringraziare anche la segretaria Barbara Calcagni, che mi ha dato una grossa mano per organizzare il tutto, e anche la preside del Baronio, che ci ha insomma accolto questa idea senza tentennamenti. E lo sport dovrebbe essere secondo me anche il veicolo trainante di questa parte che contribuisce moltissimo all'integrazione, in quanto parla un linguaggio universale, si rivolge a tutti, dà importanza al merito e poi non ha frontiere. Quindi potrebbe essere questa una motivazione che la scuola deve avere come fine ultimo. Fine del progetto ideato dal CPA8 di Frosinone è l'integrazione dei giovani stranieri nel tessuto territoriale e grazie alla collaborazione con l'Istituto Baronio si è riusciti ad organizzare una bella giornata di sport e divertimento. Il nostro istituto ha partecipato a un progetto che si è svolto nel corso dell'anno scolastico, fortemente voluto dalla preside e dalla nostra DSGA. Questo diciamo, è la manifestazione conclusiva del progetto di integrazione per questi ragazzi che si trovano nelle case di accoglienza qui a Sora. Oggi è veramente una delle giornate che vanno a sigillare il percorso fatto da Marafrica. Grazie all'incontro con la squadra del Baronio, quindi l'istituto scolastico patrocinata dal CPA. Sport e scuola, quindi percorsi linguistici, sono quelli che rappresentano un reale percorso di integrazione all'interno di qualsiasi sistema di accoglienza territoriale. Nell'occasione i docenti del CPA8 di Frosinone hanno sottolineato la necessità dell'assegnazione definitiva per la sede di Sora, rivolgendo un appello al sindaco Roberto De Donatis. Questa partita serve anche a far dare un po' visibilità alla nostra scuola, che quest'anno, nonostante l'impegno del Comune nella ricerca di una sede appropriata, finora non ha avuto esiti positivi. La sede fisica ci dovrebbe essere, soltanto che ecco, la parte burocratica ancora non è arrivata al termine. E facciamo gli auguri a questi ragazzi e ribadiamo la fiducia nell'operato del sindaco, l'architetto Roberto De Donatis, perché siamo fiduciosi che con il suo intervento si possa risolvere nel modo migliore.